intanto, e devo dire non ritualmente, grazie alle amiche di Espace e Occitan. Gli amici non li vedo, o comunque se ci sono non li conosco, ma le amiche le conosco bene, da anni collaboriamo e sono molto contento di questa iniziativa e quindi sono venuto volentieri, ne ho anche approfittato, confesso, per mangiare e bere, quindi se sono meno lucido ancora del solito capirete perché. Allora, quando abbiamo deciso insieme il titolo di questo incontro, probabilmente non ci siamo resi conto, ne abbiamo anche un po' scherzato sui social, che era un titolo un po' sessista, I trovatori padri della lirica europea, perché giustamente mi è stato fatto notare che esistono anche le Trobairiz e che probabilmente Beatrice de Dia, per esempio, avrebbe avuto da ridire. Ma insomma è stato un piccolo incidente di percorso del quale vi prego io per primo di scusarci. Diciamo i trovatori e le trovatrici o Trobairiz, genitori, genitrici della lirica europea. Essere linguisticamente corretti credo sia opportuno, ma è davvero molto difficile per chi ormai come me a una certa età è abituato al maschile che vale per entrambi i generi, però ci voglio provare. Allora, è stato evocato lo spirito di Dante. Dico subito che non ci sarà il tempo di parlare di Dante, ma se vorrete lo possiamo poi fare anche in futuro, anche perché, per esempio, mi sto abbastanza interrogando su una domanda che può sembrare assurda, ma che invece non lo è. Esattamente che cosa conoscesse Dante della lingua doc non è che sia poi così chiaro, perché forse noi abbiamo mitizzato eccessivamente la figura di Dante anche da questo punto di vista, ma non è il tema della discussione, così come sarebbe interessante, ma non lo faccio, vedere le cosacce che scrive Dante nel De Vulgari su come si parlasse in Piemonte ai suoi tempi e per renderlo meno simpatico di quanto normalmente appaia. Insomma, sostanzialmente dice, vabbè, da quelle parti lì, periferia estrema, parlano come i barbari, non vale neanche la pena di starne a discutere. Quindi Dante come dire, può essere simpatico, ma quando vuole è stato anche particolarmente antipatico. Ma noi non parleremo di Dante, parleremo dei trovatori. Cercherò semplicemente di dare qualche minima indicazione per aiutare chi ascolta a collocare nel tempo e nello spazio quello di cui stiamo parlando. E poi vi dico subito che cercherò di dire per quale motivo, a mio avviso, i trovatori, ma in generale la cultura che si è espressa la cultura medievale che si è espressa in lingua doc, sia davvero uno dei pilastri della cultura europea, della nostra comune cultura europea. Perché il rischio, lo dico subito, è sempre quello, ne parlavamo scherzando prima con Rosella e anche con altre, insomma, è sempre quello di, quando si è minoranza, di chiudersi nella propria minoranza, che a volte magari può anche essere del tutto legittimo, però di perdere lo sguardo d'insieme. Insomma, la proposta sarà quella di ragionare dei trovatori sul piano europeo, sull'importanza che per la cultura europea, la nostra comune cultura europea, i trovatori e la cultura in lingua doc medievale hanno avuto. Allora, proviamo semplicemente, perché di mestiere faccio il profio e quindi devo sempre collocare nel tempo e nello spazio quello di cui parlo, molto brevemente vi ricordo, sono cose che probabilmente voi tutti già sapete, ma aiuta sempre a ricordarle, che il primo trovatore, non in assoluto, diciamo il primo di cui ci siano arrivate notizie e opere, il famoso, per certi versi famigerato Guglielmo IX, duca d'Aquitania, settimo conte di Poitiers, vive tra il 1071 e il 1126, quindi possiamo immaginare che quello che noi sappiamo dei trovatori grosso modo ha origine all'inizio del XII secolo. Immaginiamoci che il nostro Guglielmo IX abbia cominciato un po' a poetare intorno ai 20 anni, quindi giù di lì. Teniamo anche conto che
quello che un po' nei manuali passa per il cosiddetto ultimo dei trovatori, e cioè Guiraut-Richier, muore, per quel che ne sappiamo, nel 1292, il che non è un dato, come dire, puramente nozionistico, ci dà la misura di come questa esperienza, che ai nostri occhi è così potente, nel senso che ancora oggi arriva fino a noi con grande forza d'impatto, in realtà è un'esperienza che si apre e si chiude un poco più di 2 secoli, anzi in realtà, se vogliamo essere pignoli, possiamo dire che la grande esperienza dei trovatori muore già nei primissimi decenni del 200. Ricordo che la famigerata, terribile cosiddetta crociata contro gli albigesi, una sorta, vi ricordo che stiamo parlando di un episodio storico che è stato spesso paragonato a una sorta di Hiroshima medievale, per la violenza e la ferocia che la contraddistinse. La cosiddetta crociata contro gli albigesi, grosso modo, inizia nel 1208-209, 20 anni dopo è tutto finito. La grande esperienza delle corti feudali della Francia del Sud, che è quella che ha creato il contesto, l'humus, come si direbbe, in cui l'esperienza trobadorica è nata, quella grande esperienza con la crociata contro gli albigesi muore, no? Arrivano i francesi, arrivano, come dirà poi Peyre Cardenal, quegli ubriaconi dei francesi a rovinare tutto, e quindi in realtà è un'esperienza che, ripeto, dobbiamo sempre ricordarci che dal punto di vista cronologico, se parliamo dell'esperienza trobadorica nel sud della Francia, perché poi vedremo che lo vediamo subito, ma è un punto di vista un po' parziale pensare solo al sud della Francia, è un'esperienza che tutto sommato dura circa 2 secoli. La questione, andiamo avanti nel cercare di collocare nel tempo, nello spazio e nella, come posso dire, clima culturale questa esperienza. Ricordo per esempio che è una poesia che noi sappiamo viveva nel legame assolutamente inscindibile tra parola e musica. Questo è un altro aspetto che a noi tende a sfuggire, perché noi normalmente le poesie dei trovatori le leggiamo in originale o in traduzione e ci dimentichiamo, questa è anche un po' colpa dei filologi, ma qui il discorso andrebbe un po' troppo, è anche colpa dei musicologi, va a dire, vada detto, cioè non si parlano tra di loro e quindi i 2 ambiti finiscono per non perdersi, ma certo noi dobbiamo sapere che noi abbiamo della poesia dei trovatori una percezione assolutamente parziale, perché noi leggiamo le parole, abbiamo perso, come dire, la fisicità di quella che io non ho difficoltà a definire la performance trobadorica. La performance in cui questa poesia trovava la propria pubblicazione. Per noi i trovatori sono poeti che leggiamo sulla pagina di un libro così come leggiamo Montale, ecco, o come leggiamo Caproni. Ecco, niente di più sbagliato, nel senso che è una poesia che era nata intrinsecamente come poesia per musica. Io mi sono permesso, vediamo se riesco a recuperare, perché ho già aperto le pagine per evitare di perdere tempo, giusto per darvi un'idea. Adesso ovviamente non è quello che volevo far vedere, ma arriverò. Eccolo qua. Per esempio, non so, sono andato a prendere. Questo è un portale, come oggi si chiama, che vi suggerisco, perché è un portale che unisce rigore scientifico a chiarezza espositiva, Rialto, che sta per repertorio informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitana, www.rialto, un'inasta per Università di Napoli, perché i colleghi che l'hanno organizzato lavorano a Napoli. Su Rialto è possibile trovare una serie di poesie pubblicate, tradotte e commentate. Io volevo soltanto semplicemente, per darvi un'idea di quello di cui stiamo parlando, in alcuni casi, per esempio prendiamo
in onore del nostro amico Giraudo, Giraud de Borneglia per l'appunto, il suo omonimo, e non lo so, butto l'occhio per esempio sull'Alba, che è questa, Reis Glorios der Reis Lumseklartaz, e in questo caso, come vedete, quando su rialto trovate il segno del neuma musicale, significa che ne esiste anche la versione cantata. Vediamo se funziona. Reis glorius verantis eclardas, Deus poderus eneresiavus plas, eu companias quisers aida, eu non luvitrus lanues fuengida, questo che canta è probabilmente, lo dico perché mi piace dirlo, una delle poche persone al mondo in grado di farlo con competenza, perché è Francesco Carapezza, che è contemporaneamente filologo e musicologo, ha queste due grandi competenze al suo arco ed è in grado di capire quello che sta facendo. Il discorso sarebbe molto lungo e sarebbe secondo me anche interessante un giorno affrontarlo insieme, perché noi sappiamo effettivamente alcune notazioni musicali, dico cose che probabilmente molti sanno già, e della poesia dei trovatori ci sono arrivate. Il problema è che io qui ho cercato, come vedete, molto banalmente, ho cercato una pagina che spieghi molto brevemente in che cosa consiste la qualità del suono. Molto brevemente, se noi a volte siamo in grado di capire l'altezza e il timbro di queste note, difficilmente, perché il sistema di notazione musicale era completamente diverso da quello attuale, riusciamo a capire per esempio la durata e l'intensità, per cui capirete che sapere una nota ma non sapere quanto dura diventa praticamente per noi impossibile percepire e concepire la melodia. Quindi lo dico perché su questo discorso della musica dei trovatori ci sono molte cose in giro, anche molto molto interessanti, ma che spesso dimenticano questo aspetto, no? Io ricordo un bellissimo intervento di Marcello Sghembri, che è un musicologo al convegno dell'Associazione Internazionale di Studi Occitanici di Messina mi pare 2005, vado a memoria, in cui lui paragonava, so che qui rischio di scatenare un putiferio, molte delle ricostruzioni delle musiche dei trovatori al famoso film sui Sex Pistols, non so se ricordate, la più grande truffa della storia del rock and roll, si intitolava, perché era un film che spiegava che i Sex Pistols non erano capaci di suonare, eppure suonavano lo stesso. Ecco, lui diceva, grosso modo è la stessa cosa, però ecco, questo ho dimenticato che sono registrato e qua credo che mi attirerò gli accidenti di molte persone, ma non importa, era su questo lo dico. Ci sono anche altri siti, per esempio se volete andare c'è questo molto bello, poi casomai vi lascio anche i link, Modern Languages, è questo progetto dell'Università di Warwick sulle poesie dei trovatori e dei trovieri collegati con le crociate, dove oltre alla musica ci sono anche alcuni testi in cui c'è, per esempio, qui non ve lo faccio risentire, ma insomma in alcuni casi c'è, questo qui per esempio è Lanfranc Sigala, perfetto, da subito errore interno, quindi questo mi sa che non ve lo posso far sentire, in cui comunque c'è Gérard Guiran, importante filologo di Montpellier, che legge, perché a volte la lettura anche della poesia dei trovatori è complicata. Quante volte mi scrivono dicendo devo fare una lettura pubblica, mi dici come andrebbe pronunciata. Perché ho insistito su questo? Perché noi dobbiamo innanzitutto, come dicevo prima, renderci conto che di questa esperienza, che doveva essere un'esperienza che viveva fisicamente, abbiamo sicuramente una percezione limitata, perché questa poesia a noi è arrivata, come dire, per via libresca, tramite libri
anche libri medievali nei quali però ormai questa esperienza performativa, questa dimensione performativa si era completamente perduta, era diventata una poesia da leggere o eventualmente da ascoltare con uno che legge e gli altri che ascoltano, perché tra l'altro non dimentichiamoci mai che il numero di persone in grado di leggere e scrivere nel Medioevo era estremamente limitato e quindi questo comportava tutta una serie di conseguenze alle quali noi, che diamo un po' per scontato un sacco di cose, spesso non pensiamo. Detto questo, come prima premessa, vorrei citare un nome importante per noi filologi romanzi, che è il nome di Friedrich Dietz, filologo tedesco, che è considerato il padre fondatore della disciplina che, come si dice in questi casi, indegnamente professo. Perché dico questo? Perché Dietz, stiamo parlando degli inizi degli studi sui trovatori, questo volume di cui vi parlo, Vita e opere dei trovatori, è del 1826, sentite cosa scriveva nel 1826, lo traduco velocissimamente, non dal tedesco perché non ne sarei capace, confesso, ma dalla versione in francese. Percorrete con uno sguardo solo il dominio lirico dei trovatori, prendete indistintamente, comparate quello che, lui dice, vi sorprenderà è l'unità di carattere poetico. Questa letteratura sembra l'opera di un solo poeta. Ovviamente questo giudizio oggi non è più considerato valido, però devo dire che scorrendo anche a volte manuali per la scuola, oltre che manuali universitari, ce lo ritrovo a volte pari pari. Cioè questa idea che le liriche dei trovatori sono tutte uguali, che non ci siano differenze tra un autore e l'altro, che non ci siano differenze tra un luogo e un altro, che non ci siano cioè variazioni nel tempo, nello spazio. Oggi non funziona più, anzi noi sappiamo una cosa, che lo dico, di cui mi è piaciuto molto discutere poco prima che scoppiasse questa terribile pandemia con i giovani provenzialisti a Tolosa nel 2019, in un convegno che avevano organizzato sul futuro i giovani occitanisti sul futuro della provenzialistica, e io ho cercato di spiegare loro che quello che ha permesso e tutto sommato permette ancora oggi che la lirica dei trovatori sia un'esperienza viva è esattamente la sua capacità di ricodificarsi continuamente, cioè di cambiare continuamente in funzione del nuovo pubblico, del nuovo contesto storico, della nuova era in cui si trova a operare, cioè a, come dicono gli esperti, rifunzionalizzarsi. Maria Luisa Meneghetti, giusto per continuare a giocare in casa, per citare sempre filologi e filologhe romanze importanti, parla di emittenti relè, che è un'immagine che a me piace molto, cioè qualcosa che riceve ma poi sa ritrasmettere dopo aver ricodificato. È un po' quello che succede. La poesia dei trovatori viene spesso concepita e recepita come un sistema che vive sostanzialmente uguale a se stesso, mentre invece così non è. La lirica dei trovatori cambia nel tempo sicuramente, tra le liriche dei primi trovatori e le liriche dei trovatori più tardi ci sono notevoli differenze. La lirica dei trovatori cambia anche nello spazio, perché noi non dobbiamo dimenticarci, ho qui cercato questa non è mia, l'ho presa da un manuale della scuola, è il Baldi, però è fatta molto bene, è una banale carta geografica, come vedete, del bacino del Mediterraneo. Questa è sostanzialmente, questa dove ho puntato il mouse, è la zona in cui nasce e si sviluppa la lirica trobadorica stricto sensu. Come vedete abbiamo quella che i filologi chiamano imitazione prima nell'Italia del Nord, che si esprime in lingua doc. Cioè, quello che noi dobbiamo capire, secondo me, è che nel Medioevo
come posso dire, l'idea che la lingua sia uno strumento di identità nazionale è un'idea che non esiste, semplicemente non esiste. La scelta del mezzo linguistico quasi sempre è determinata da motivi di ordine retorico, stilistico. Cioè io scrivo poesia lirica e la poesia lirica per eccellenza è in lingua doc e allora la devo scrivere in lingua doc. Sordello, per citare un poeta che prima qualcuno nominava Dante, per citare uno dei trovatori della commedia, però Sordello li scrive in lingua doc, perché Sordello, che pur è nato a Mantova, o lì da giù di lì, a Goito, insomma, scrive in lingua doc. Che so io? Brunetto Latini, sempre per restare in ambito dantesco, che scrive un'opera, una grande opera didascalica, il tesoro la scrive in francese, perché la lingua in cui si scrive, come dire, la manualistica di quel tipo è il francese. Vogliamo ricordare che lo stesso Dante, che pure è considerato giustamente, come dire, il grande padre della lingua italiana, quando scrive un trattato, cioè quando si rivolge al pubblico degli intellettuali, lo scrive in latino. È certo che lo scrive in latino, perché la lingua della comunicazione tra intellettuali è il latino. Allora, perché insisto su questo? Perché innanzitutto noi dobbiamo renderci conto che la lirica dei trovatori è vero che nasce qui, in questa zona grigia, ma intanto c'è innanzitutto, come dire, un'esperienza trobadorica che riguarda anche la parte, come dire, al di qua per noi delle Alpi, è sostanzialmente tutta la pianura padana, e poi, come vediamo, abbiamo immediatamente una traduzione e ricodificazione sia verso le zone di lingua germanica, la lirica dei Minnesänger. Minnesänger significa semplicemente cantori d'amore, è sostanzialmente una ricodificazione poco più tarda, se non addirittura per certi versi contemporanea, della lirica dei trovatori. In fin dei conti anche questa zona rossa, che è la zona, diciamo, della letteratura in lingua d'Oil, antico francese, vede l'esperienza dei trovieri, che in qualche modo è anch'essa una ricodificazione della lirica dei trovatori, per non parlare poi ovviamente, come sappiamo, della esperienza della scuola siciliana in prima battuta, e poi di tutta l'esperienza della scuola toscana da Guittone, prima da Guittone, i cosiddetti siculo-toscani, per poi arrivare allo stil nuovo. Tutte sostanzialmente esperienze liriche che recepiscono alcuni fondamenti della lirica dei trovatori e però le ricodificano, perché io su questo vorrei essere chiaro, anche a costo di attirarmi qualche antipatia da parte di alcuni miei colleghi. I musei, cioè quello che rimane sempre uguale a se stesso e non cambia e non sa entrare in contatto con nuove realtà, inevitabilmente muore. Quello che secondo me la lirica in lingua doc, la lirica dei trovatori, è ancora viva, e una volta si sarebbe detto lotta insieme a noi, perché è stata capace di incontrare contesti nuovi cambiando continuamente, fino ad arrivare, possiamo dire, almeno a Dante, ancora dopo a Petrarca, perché non dobbiamo dimenticare che in realtà per quel che riguarda la lirica, lo snodo fondamentale verso la lirica europea poi moderna è Petrarca, non è Dante, ma anche in Petrarca c'è a parte che c'è la presenza fisica della poesia dei trovatori, spesso citata anche alla lettera. Adesso non penso soltanto alla famosa canzone in cui lui riprende gli incipit di varie poesie delle letterature europee, ma in generale anche alle citazioni presenti dentro le sue opere. Anzi, aggiungo una cosa a proposito di Petrarca, e poi non ne parliamo più perché non mi sento preparato, però quello che a me ha sempre colpito, allora noi ci dobbiamo, prima qualcuno accennavamo a Dante, mettiamola così, è possibile che già nei primi decenni del Trecento la conoscenza della lingua doc fosse decaduta.
perché sto parlando ovviamente dell'Italia, perché è stata tale la forza di impatto della lirica in lingua di sì, i trovatori, gli stilnovisti, Dante, che l'interesse si è rivolto lì. È possibile davvero che abbia ragione per esempio il mio amico Carlo Pulsoni quando dice che forse Dante non è che lo conoscesse così bene, che la conoscesse così bene la lingua d'oc. Io non lo so, non dico niente, però è possibile. Certo, noi sappiamo che già ai primi decenni del 300 la lingua d'oc era decaduta, era diventata un oggetto poco conosciuto. Non parliamo del 400, quando se non era latino non se lo filava nessuno, perché comunque gli umanisti ragionavano così, quindi per carità i trovatori non se ne parla nemmeno. Curiosamente, quando è che ritornano all'attenzione della cultura italiana e poi europea? Quando nel 500, prima Bembo e poi altri, cominciano a recuperare Dante e Petrarca e per poter commentare Dante e Petrarca devono inevitabilmente fare ricorso ai trovatori. E allora si ricomincia a studiare i trovatori. La cosa interessante è che i trovatori rientrano nel circolo della cultura europea, prima italiana e poi europea, proprio grazie agli studi su Dante e Petrarca da Bembo in avanti. Il 500 è il secolo della riscoperta dei trovatori proprio per questo motivo. Per certi versi persino il famoso, per altri versi famigerato Jean de Notre Dame, il fratello minore del Nostradamus delle centurie, ballista esattamente come il fratello maggiore, perché ha scritto un sacco di cose assolutamente fasulle, però quel libro lì, La vita dei trovatori, che non ricordo male Andrea, è degli anni 70, vero? Del 500, mi pare 72, 70, non vado a memoria, comunque negli anni, abbiate pazienza ma con le date, comunque siamo negli anni 70 del 500, quel libro lì ha rappresentato poi in realtà, come dire, l'apice del ritorno nella cultura europea dei trovatori, però anche Jean de Notre Dame lo fa sostanzialmente perché ci ficca dentro Dante e Petrarca, oltre che perché vuole rivendicare contro la cultura ufficiale francese l'importanza della lingua d'oc, ma qui non credo che non possiamo fare veramente tutto oggi. Allora, tornando al tema fondamentale di quello che stiamo cercando di dire, cosa significa che i trovatori hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione della poesia lirica moderna? Qui bisogna partire dal saggio di un altro imprescindibile provenzalista, Istvan Frank, che nel 1950 ha scritto proprio un saggio intitolato Sul ruolo dei trovatori nella formazione della poesia lirica moderna. E che cosa dice Frank in sostanza? Frank riassume la novità della poesia trovadorica in 3 punti. Ho cercato veramente di stringere il più possibile. 1. I trovatori si esprimono in volgare e non in latino. Questa è la prima grande novità della lirica dei trovatori che rimarrà alla lirica europea. 2. I trovatori scrivono poesia lirica, cioè poesia che parla dei sentimenti e delle idee del cosiddetto io lirico, di chi dice io all'interno della poesia. Mentre la poesia latina del Medioevo era soprattutto poesia religiosa. Questa è un'altra grande novità, cioè, come dire, che la poesia diventi il luogo in cui un io lirico, che è cosa diversa ovviamente dal poeta, come personaggio storico, quando dice io esprime la propria soggettività e i propri sentimenti. Terza grande novità, si tratta di una poesia i cui autori vogliono essere conosciuti, cioè vogliono che il proprio nome, che sia una poesia d'autore, insomma autoriale, anche perché questi nomi non solo in qualche modo sono presenti nei libri manoscritti che ci tramandano queste opere, ma perché sono nomi che spesso i trovatori stessi inseriscono nelle proprie poesie. Fez, Marcabrus, Lo Smoz e il So. Io guardo di là perché Andrea me ricorda molto meglio di me. Queste cose vado un po' a memoria. Marcabrus fece le parole e il suono. Ci tiene a far sapere
che è lui l'autore, in questo caso sia delle parole che della melodia. Dunque, ricapitolando, poesia in volgare non in latino, poesia lirica, dove lirica certo significa innanzitutto poesia per musica, d'accordo, lo dice la parola stessa, ma in realtà con i trovatori comincia a significare poesia che esprime una soggettività interiore. Terzo, poesia d'autore, in cui c'è un autore che rivendica la propria funzione autoriale. E guardate che questa è una novità per chi ha un minimo di conoscenza della cultura medievale spaventosa. Cioè teniamo conto che la stragrande maggioranza della letteratura medievale c'è arrivata per via anonima. E anche quando sappiamo un nome, raramente noi riusciamo, come dire, a far sì che quel nome sia qualcosa di più che un puro nome. Chi diavolo è Maria di Francia? Sì, qualcuno ha fatto delle ipotesi, ma in realtà è molto difficile. Guardate che pure chi diavolo sia Guido Guinizelli, ci sono dei grossi dubbi. Io ricordo sempre che gli ultimi studi più recenti hanno dimostrato che Guinizelli sono studi d'archivio, va probabilmente retrodatato di almeno 20 anni, che non è una cosa di poco conto, perché se pensate che Dante ne parla come il padre mio e degli altri come me, retrodatarlo di 20 anni ha un significato decisamente importante. Ma sono cose che sappiamo adesso. Oppure, che so io, pensando ai trovatori, penso agli incredibili studi d'archivio di Saverio Guida, che sono 20 anni che si fa a tappeto tutti gli archivi della Francia del Sud alla ricerca di notizie sui trovatori. Gradualmente le cose stanno cominciando ad emergere, ma comunque il fatto che sia una poesia in cui l'autore ne rivendica, oggi diremmo la proprietà intellettuale, è davvero una grande novità. Ora, questo rivendicare la propria statura di poeta e di artista si porta dietro altre due innovazioni molto importanti. Primo, la creazione di uno stile riconoscibile. Quello che cercavo di dire prima, non è vero che i trovatori scrivono tutti nello stesso modo. In questo Diez, devo dire, con il rispetto che si deve ai grandi padri, aveva proprio clamorosamente toppato. Secondo, e questa è un'altra questione molto importante, la creazione di testi così fortemente individuati da finire per essere identificati nella tradizione attraverso qualcosa che somiglia molto a un titolo. La poesia del Lavador, la poesia del Gatto Rosso, per citare Guglielmo. Cioè, e questo è, come dire, è qualcosa di importante, perché è quello che poi porterà, per esempio, all'uso moderno e contemporaneo, che non era affatto medievale, di indicare un componimento lirico con un titolo. Dunque, l'irraggiamento europeo della poesia dei trovatori, dicevo prima, è un'esperienza che da un lato ne garantisce la sopravvivenza, anzi una nuova vita, ma dall'altro ne garantisce in qualche modo il superamento. Io su questo vorrei che le cose fossero chiare. Se la poesia dei trovatori fosse rimasta sempre uguale a se stessa in alcune grandi corti della Francia meridionale, probabilmente oggi non saremmo qui a parlarne, molto banalmente. Cioè un codice fatto di regole proprie. Allora, la risposta ovviamente è che per i trovatori quell'espressione contiene l'idea che attraverso la tensione amorosa io miglioro continuamente me stesso, mi raffino, vivo un'esperienza positiva che cessa di essere tale quando la tensione cessa, e quando cessa la tensione quando il rapporto amoroso giunge a compimento sessuale. Questa è un po' la banalizzazione dell'idea dell'amor cortese, ma è un po' quella che abbiamo più o meno tutti, no? Io non sto dicendo che non ci sia, però pensiamo ad un autore come Geoffrey Rudel, famosissimo, a proposito di titoli, no? Per la famosa canzone dell'amor di lontano. Ricorderete che Geoffrey Rudel canta questo per noi un po'
difficile da comprendere, misterioso Amor de l'Ogne, o dell'Uegne, come volete voi, se lo volete dittongare oppure no, non, dipende dalle varietà regionali, cioè l'amore di lontano. Che cosa sia quest'amore di lontano per noi è difficile capirlo, perché abbiamo perduto la densità metaforica che probabilmente quell'immagine conteneva. Voi sapete che per alcuni l'amor di lontano è la Vergine Maria, per altri è la Terra Santa, per altri è Eleonora d'Aquitania, anche lì un altro personaggio che sarebbe molto interessante, di cui sarebbe molto interessante discutere, ma insomma bisogna un po' glissare e bypassare. Insomma, le ipotesi su che cosa sia questo amor di lontano sono state tantissime. A me piace sempre ricordare in proposito che uno dei modi in cui la lirica dei trovatori è stata in qualche modo ricodificata nell'Italia settentrionale è attraverso le cosiddette vidas, le cosiddette rasos o rasus, che dir si voglia. Cioè sostanzialmente questi testi in prosa che spesso accompagnavano nei canzonieri, cioè nei manoscritti, soprattutto in quelli copiati in Italia, non solo ma soprattutto. Le poesie dei trovatori erano testi in prosa che a volte raccontavano la vida, cioè la vita, la biografia del trovatore, a volte raccontavano la raison, cioè la ragione, la spiegazione del motivo che provocava la scrittura della poesia, no? Per cui, per esempio, che so io, se Bernard de Ventadorn parla del fuoco della passione, nella vida si dice che la madre faceva la fornaia e quindi scaldava il forno. Cioè, allora, succedono poi queste robe qua. La cosa interessante è che, per esempio, se voi pensate alla vita di Geoffrey Rudel, questo amor de l'Ogne diventa, come forse ricorderete, l'amore per la contessa di Tripoli, interessante, per cui lui se ne innamora soltanto per averne sentito parlare, è talmente tanta la sua passione che si imbarca per andare in Terra Santa durante la navigazione, mentre sta sulla nave muore, si ammala, poi fa in tempo ad arrivare dall'altra parte del mare e vedere, abbracciare la contessa di Tripoli, che nel frattempo era stata avvisata del suo arrivo, per poi morire. Allora, questa favoletta, che poi è quella attraverso la quale noi conosciamo Geoffrey Rudel, perché ancora Carducci sostanzialmente ce lo racconta in questo modo, è una, favola inventata su che cosa? Sul fatto che, non riuscendo a capire cosa diavolo fosse questo amor de l'Ogne, io mi devo inventare qualche cosa che me lo spieghi. In fin dei conti, se ci pensate, è la funzione che ha sempre avuto il mito, cioè adesso il discorso diventerebbe lontano, non voglio fare antropologia del mito, ma il racconto molte volte in tutte le comunità umane ha questa motivazione, il cercare di spiegare qualcosa che non è razionalmente spiegabile. Allora, in quel caso si è creato il mito della contessa di Tripoli perché non si riusciva a capire cosa fosse questo amor de l'Ogne. Perché dico questo? Semplicemente perché questo passaggio comunque ha comportato ricodificazioni, ma a volte anche banalizzazioni della lirica dei trovatori. E io sono convinto che è possibile, per esempio, che tutta un'immagine della lirica dei trovatori come lirica peccaminosa, cioè che porta alla perdizione, alla dannazione. Vi ricordo che sarà anche vero che Arnaud Daniel era il preferito di Dante, ma sta nel Purgatorio, non sta da altre. E che Bertrand de Born è vero che, perché era un seminatore di discordia, sta all'inferno. L'unico trovatore che sta in paradiso è Folchetto di Marsiglia, ma ci sta perché è stato vescovo di Marsiglia, un grande protagonista della crociata contro gli albigesi di cui parlavo prima, non perché fosse un trovatore. Insomma, Dante, se Dante ci dovesse dire cosa pensava ai trovatori, li avrebbe probabilmente messi tutti quanti all'inferno. Ma perché? Molto probabilmente anche perché la lirica dei trovatori è arrivata in Italia attraverso questa banalizzazione, cioè abbiamo perso il senso della profondità allegorica e simbolica che probabilmente in molti casi questa poesia aveva. Per chiudere, molto brevemente, alcuni grandi temi che nascono con la poesia dei trovatori e che rimarranno nella esperienza lirica sostanzialmente fino ad oggi.
Sin da Guglielmo IX il testo lirico è il luogo dell'opposizione tra intendenti e non intendenti, tra cortesi e villani, tra coloro che capiscono e coloro che non capiscono la lirica. Questo noi sappiamo che la poesia spesso è il luogo, la poesia lirica europea è sempre spesso stata il luogo della creazione e della individuazione di un'alterità tra il poeta e il gruppo dei suoi sodali e tutti quanti gli altri. Dal sonetto premiale della Vita Nuova al sonetto premiale del Canzoniere all'Albatros di Baudelaire. È proprio un tema, come dire, che attraversa tutta la lirica europea fino ad arrivare a tutta la produzione di Rimbaud, per citare un altro grande della poesia lirica europea. Il concetto di cortesia come civiltà della corte, che dura con poche variazioni almeno fino al Rinascimento italiano. Pensiamo anche banalmente al poema di Ariosto, per fare un solo esempio. Ma in realtà all'interno della cortesia ci sono alcuni aspetti, penso al binomio amori e armi, inventato da Bertrand de Born, che sostanzialmente fa ancora parte della produzione letteraria dell'impero militare britannico ancora fino al Novecento. Banale genesi e sviluppo dell'idea che la canzone sia soprattutto canzone amorosa. Questa è un'idea che per noi è scontata, ma che nasce coi trovatori. Anche in qualche modo lo sviluppo del sirventese politico, perché anche qui noi siamo abituati a pensare che l'esperienza trovadorica sia esclusivamente di una poesia d'amore. In realtà esiste anche la poesia politica, che trova attuazione soprattutto nei sirventesi, ma non solo, ed esistono poi anche alcuni generi che per esempio sono anticortesi, ve lo ricordo. Cioè, nel genere dell'alba, per esempio, la consumazione dell'atto erotico c'è come. L'alba racconta proprio di due amanti che si devono separare all'alba dopo essere stati di notte insieme, certo non a contar le stelle. O la pastorella, per citare un altro genere sicuramente anticortese, che spesso, devo dire soprattutto nella sua traduzione antico-francese più che in quella occitanica, spesso nasconde atti di vera e propria violenza sessuale. Questo è un altro tema che andrebbe secondo me scandagliato un po' di più. Riguarda questo aspetto soprattutto la pastorella oitanica antico-francese più che quella occitanica, però anche in quel caso non possiamo certo parlare di generi cortesi. Quindi poesia politica, poesia erotica, aspetti che in qualche modo trovano origine nella lirica dei trovatori e che rimarranno nella tradizione lirica europea. Esperienza della ricerca formale. Ricordo tutta la polemica tra il cosiddetto trobar leu e il trobar clus, cioè tra il comporre facile e il comporre letteralmente chiuso, e cioè tutta l'idea che l'esperienza letteraria sia anche riflessione sulla complessità con cui si costruisce la poesia. Pensate, dal Dante Petroso fino ad arrivare alla lirica direi contemporanea sostanzialmente. A proposito di Arnaud Daniel, di cui poi vi parlerà Andrea Giraudo, che in qualche modo è, come dire, il grande della riflessione formale sul modo di costruire la poesia. Tutto questo è appunto segno di vitalità, perché queste caratteristiche, io ve ne ho indicate solo alcune, lo devo dire, alcune di queste sono anche il frutto di conversazioni con l'amico e collega Walter Medica, che poi chiuderà questa serie di incontri. Ogni tanto, quando non siamo presi da incombenza burocratica, abbiamo anche il tempo di scambiarci qualche idea, e questa è un po' una sintesi che abbiamo fatto insieme di quelli che sono i grandi lasciti dei trovatori della lirica europea. Chiudo. Pensiamo per un momento al modo in cui spesso nella scuola, e devo dire anche nell'università, si parla della lirica italiana delle origini, come se fosse qualcosa che è venuto fuori dal nulla, come se prima non ci fosse stato nulla.
come se... a noi piace molto questa idea, a noi italiani, che Dante, Petrarca e Boccaccio siano tre fiori spuntati dal nulla e che nel nulla vivono, no? Non funziona così. Non ha mai funzionato così, qui c'è tutto un problema anche di uso nazionalistico, in particolare di Dante e Petrarca, soprattutto di Dante va detto, che però non è questa la sede per affrontare. Ebbene, se guardiamo nello specifico all'universo letterario medievale, apparirà chiara, ai fini interpretativi, l'importanza in realtà del genere in cui un componimento si colloca, no? Canzone amorosa, alba o quel che volete voi. Ebbene, abbiamo visto, e da lì siamo partiti, che per il Medioevo, come dire, i generi vanno al di là della scelta linguistica, non solo perché a volte i poeti scrivono non nella propria lingua madre, ma in altre lingue in adesione a un modello stilistico, ma anche perché c'è una vera comunione e comunanza di idee e di riflessioni nella letteratura medievale. Non mi piace che si parli di letteratura italiana, di letteratura oitanica, di letteratura in lingua doc, di letteratura catalana, perché non è così che ragionava l'uomo del Medioevo. Aveva un'idea realmente europea dell'esperienza letteraria. Quando studiamo in particolare la lirica medievale, i confronti vanno fatti non soltanto con la poesia italiana, io penso soprattutto alla scuola ovviamente, ma con la poesia classica, con la poesia gallo-romanza, cioè francese o occitana, con quella mediolatina, che è esattamente, mediolatina, cioè latina, scritta nel latino del Medioevo, che è esattamente, lasciatemi fare, qui chiudo veramente un piccolo spot per la mia disciplina, è esattamente quello che cerca di fare un filologo romanzo. Oggi, soprattutto oggi, un'epoca veramente difficile, non solo per la pandemia, ma anche per il conflitto oggettivo che esiste tra nazionalismo e, chiamiamolo così, europeismo, comunque la si voglia vedere, c'è un conflitto. Io ovviamente non dico come la penso, ma un conflitto c'è. Oggi, proprio oggi, guardando al Medioevo, il concetto di letteratura nazionale, intesa come letteratura scritta in una lingua nazionale, è, spero di averlo dimostrato, sostanzialmente un'assurdità. Da questo punto di vista, almeno da questo punto di vista, la nostra patria comune è e rimane l'Europa. E vi ringrazio.